Quando le donne non portavano unghie così lunghe, le asse erano molto più diffuse perché una volta tutte sapevano cucire. Le asse, infatti, in dialetto veneziano, sono il filo. E la parola assa non è poi così strana, la corrispettiva in italiano è molto simile, accia, entrambe derivano dal latino acus che significa ago. Assa il filo, ma più esattamente un pezzo, un segmento di filo, quello che serve per cucire, insomma una gugliata, da cui anche l'espressione curte e asse, ovvero facciamola breve, sbrighiamocela. Mentre avere il cuor tacà con fio de assa significa rischiare l'infarto. Dire invece di qualcuno che muore di fame perché non ha il filo per tagliare la polenta è un modo spregiativo che significa essere talmente privi di ingegno da non riuscire a trovare nessuna soluzione alternativa. E secondo voi, a chi i veneziani potrebbero rivolgere questo bel complimento? Ma ai ciosoti naturalmente, che is morti de fame appunto perché noi aveva il fio de assa per taggiare a puenta. Ma perché la polenta si taglia con un filo? C'è una spiegazione pratica perché il filo di cotone non si attacca alla polenta, come invece succede con un coltello. L'altro motivo potrebbe essere simbolico. Questo cibo così ecumenico non ha bisogno di lame per essere spartito. Basta un semplice filo, una assa, e la linea perfetta è tracciata.